La Fortitudo Basket Agrigento vince gara 5 della finale playoff al Pala Moncada contro la Sebastiani Rieti e conquista la promozione in Serie A. Il governatore della Sicilia, Musumeci, fa un passo di lato sulla sua ricandidatura e si mette a disposizione del centrodestra in attesa di un nome unitario. Duplice omicidio ad Acireali, funerali della piccola Elena del Pozzo a Catania, sequestrato impianto a Palma, benzina miscelata illegalmente. La carenza d'acqua mette a rischio la stagione estiva. Il sindaco di Siculana chiede al prefetto di convocare un incontro urgente. Sistema di depurazione inadeguato e pennelli che scaricavano direttamente in mare a San Leone. Chieste 4 condanne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governatore Nello Musumeci si mette a disposizione del centrodestra. Se si trova un altro nome io ci sto, si dice pronto a fare un passo di lato se tutto questo può servire ad individuare un candidato unitario. Quando lo avranno trovato me lo presenteranno e tutti saremo felici di poterlo sostenere. Così il presidente Musumeci parla in conferenza stampa nel giorno della resa dei conti sulla sua ricandidatura alle prossime regionali. Vediamo. Io sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare e però credo ancora nel primato della politica e nel valore della unità di una coalizione e ritengo che l'unità del centrodestra sia un valore e come tutti i valori va salvaguardato, va tutelato andando ben oltre le pur legittime aspirazioni di ciascuno di noi. Come sapete, nei prossimi giorni si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho detto alla Meloni che se al tavolo nazionale del centrodestra il mio nome dovesse risultare divisivo, sono pronto a fare un passo di lato, se tutto questo può servire alla individuazione di un candidato unitario, un candidato che unisce al posto di un candidato che divide. Quando lo avranno trovato me lo presenteranno e tutti saremo felici di poterlo sostenere. Non è una resa la mia e neanche la voglia di mollare, perché io non mi dimetto, ho un impegno col popolo siciliano che ho assunto quando mi ha eletto 5 anni fa e fino all'ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano nei suoi legittimi interessi. La mia è una scelta di responsabilità per non indebolire il centrodestra. La mia è una scelta di responsabilità per consentire al centrodestra di tornare a vincere e a continuare lungo la strada del cambiamento che il mio governo ha tracciato, anche se nell'ultimo anno ho dovuto subire indicibili e ignobili attacchi dal fuoco amico, preoccupato più a delegittimare il Presidente della Regione che ad attaccare le opposizioni. C'è un dato che voglio sottolineare. Io divento un Presidente discusso dagli alleati e divisivo, pur risultando vincente in tutti i sondaggi. Tutti i sondaggi, in tutti gli scenari possibili elettorali, mi danno vincente. Eppure, per alcuni miei alleati, io rimango un presidente e un candidato divisivo. Scissione interna al Movimento 5 Stelle e nuovi assestamenti. Chi resta con l'ex Premier Giuseppe Conte e chi segue il ministro Luigi Di Maio. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al deputato eletto nelle liste grilline Giovanni Di Caro. Siamo con l'onorevole Giovanni Di Caro di 5 Stelle. Un commento è d'obbligo su questa scissione che il Movimento 5 Stelle ha subito proprio qualche giorno fa
con la fuoriuscita di 60 parlamentari fra deputati e senatori e chiaramente del leader Di Maio. Una sua valutazione e poi chiaramente vorremmo anche sapere lei chi sceglie. Ma è la solita operazione di palazzo di persone, a partire da Di Maio, che in 10 anni hanno affermato una cosa, ora affermano l'esatto opposto dal punto di vista politico. L'attaccamento alla poltrona che hanno dimostrato ha portato poi alla scissione, una scissione che non è un evento improvviso, ma è stata una cosa costruita per cercare di garantire un minimo di sopravvivenza politica al governo Draghi, che onestamente dal punto di vista nostro del Movimento 5 Stelle all'Ars ha fatto poco di buono, e quel buono che era stato fatto durante i governi Conte, mi riferisco al reddito di cittadinanza e al superbonus, è stato logorato da un'azione di governo che definire penosa è un eufemismo. Ovviamente io sto col Movimento 5 Stelle perché reputo un errore innanzitutto politico e morale fare determinati tipi di operazioni. Sono sempre per il giudizio popolare, ovvero se qualcuno vuole cambiare, per carità, casacca, lo faccia, ma passando dal giudizio popolare e non con operazioni ridicole di palazzo che lasciano il tempo che trovano. Forse due leader come Conti e quello che è venuto dopo è Di Maio, che diciamo è stato proprio il fondatore, forse erano troppi per il movimento, due modi di pensare e di pensiero diversi che diciamo hanno preannunciato anche una spaccatura che già c'era nell'aria, considerando che tantissimi parlamentari di 5 Stelle durante la legislatura sono andati via, quindi c'è anche da chiedersi se c'è anche un vulnus all'interno dei 5 Stelle, un cambiamento di visione della politica. Ma innanzitutto sui due leader il Presidente Conte è stato legittimato da un voto degli iscritti, quindi l'unico Presidente del Movimento 5 Stelle è il Presidente Conte. Di Maio ovviamente ha sofferto questo tipo di situazione, ma questo non vuol dire che ci siano due galli in un pollaio. Forse qualcuno ancora aveva in sé la volontà di dirigere il movimento, che però, come dicevo poco fa, ha la presidenza in Giuseppe Conte. Per il resto il vulnus, a mio avviso, come diciamo sempre da qualche anno, sta nella selezione della classe dirigente e di chi poi va ad occupare gli scranni alla Camera e al Senato. Se questa selezione viene effettuata, così come purtroppo in passato è stata effettuata, anche grazie all'enorme consenso popolare che non ha dato modo di controllare anche gli ultimi delle liste, se questa selezione viene fatta, come dicevo, in maniera approssimativa, poi ti ritrovi in Parlamento gente che crede alle sirene, ai puffi e ai microchip impiantati nella pelle. Io devo dire che sono contento di questo processo, come dire, di snellimento, cioè contento del fatto che qualcuno se ne sia andato dal movimento, perché asserisco da sempre che quando i rami secchi si tagliano, la pianta, se viene innaffiata bene, riesce a crescere dritta e bene a dare i suoi frutti. Un uomo, un proprietario terriero, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Cireale nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo. Si tratta di Giuseppe Battiato, 70 anni. Ha confessato di essere lui a esplodere diversi colpi di arma da fuoco contro Vito Consolo, 29 anni, e Virgilio Consolo Terrano, di 30 anni, uccidendoli. C'è il servizio. Erano andate a rubare e hanno trovato la morte. È l'ipotesi che avanzano i carabinieri per spiegare il duplice omicidio compiuto ieri pomeriggio a Pennisi, frazione di Acireale. I due cadaveri sono stati ritrovati all'interno di una masseria. Due cugini catanesi, Vito Virgilio Cristian Consolo, di 29 e 30 anni, sono stati trovati senza vita in un casolare all'interno di un podere di via Roccamena. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti. Le vittime la sera prima non avevano fatto rientro a casa. C'è il sospetto che due siano stati sorpresi a rubare e che qualcuno li abbia feriti a morte con diversi colpi di pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale e quelli della compagnia di Acireale. Al vaglio degli investigatori è la posizione di un anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. In base alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi, ma sono ancora molti gli aspetti da chiarire.
La recinzione perimetrale ha almeno un varco, tuttavia le abitazioni circostanti hanno diverse telecamere ben visibili e posizionate sulla strada. Difficile pensare di poter agire senza lasciare tracce. I Cunsolo erano davvero dei semplici ladri di limoni o si trovavano lì per altre ragioni? Sarebbero stati uccisi con dei colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata. I loro corpi sono stati trovati all'aperto, coperti da alcune frasche. Un profondo silenzio e un lunghissimo applauso. Tra le lacrime dei parenti e un'intera comunità hanno accolto la bara bianca della piccola Elena del Pozzo, la bambina che non aveva compiuto ancora 5 anni, uccisa a coltellate dalla madre Martina Patti, 24 anni. Ieri l'ultimo saluto nella cattedrale di Catania. Vediamo. Quando noi adulti non mettiamo al centro i bambini, perdiamo il metro per giudicare ciò che è davvero importante, come i cristiani e come esseri umani. Ed ecco bambini contesi, barattati nella loro dignità e nei loro diritti, resi ostaggio della nostra incapacità di amare. Basta con queste violenze. Le parole dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, risuonano nella cattedrale affollata come nei giorni nelle grandi celebrazioni. In prima fila ci sono il papà di Elena del Pozzo, i nonni e gli zii paterni, ma anche i genitori di Martina Patti, la mamma che ha ucciso la figlia di quasi 5 anni. E sotto l'altare c'è la piccola bara bianca con sopra la foto di Elena che indossa il camice da medico per imitare la zia. Lacrime, applausi, commozione, ma anche tanta rabbia all'arrivo della bara bianca. Sentimenti che cerca di intercettare il capo della chiesa catanese che invita tutti a tenere a freno le parole di odio. Tutti noi, dice Monsignor Renna, come giudici siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della nostra città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua mamma. Non credo che la piccola Elena sarebbe d'accordo con queste parole, come ogni bambino. E voi genitori non insegnate la violenza delle parole ai vostri figli, né sui social, né sui nostri muri, già abbastanza sporchi, perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici, e se impara queste cose, le impara da noi. Per contenere la folla, l'arcidiocesi ha transennato i funerali di Elena del Pozzo in diretta social e su Facebook, oltre che YouTube. Piazza Duomo e le aree intorno sono state transennate già dalla tarda mattinata e la zona è stata presidiata da Polizia di Stato, Esercito, Protezione Civile. Un lungo applauso ha accolto la bara bianca. Accanto alla bara, tra gli altri, anche 2 cuscini con le scritte «Le mamme di Hakuna Matata», la scuola che frequentava la bimba, e le maestre. A chiusura della cerimonia la folla si è radunata sul sagrato della cattedrale e ha accolto con altri applausi la bara bianca, quindi un lancio di palloncini bianchi e centinaia di persone a scandire il nome di Elena. Per alcuni minuti il papà della bimba, Alessandro del Pozzo, si è fermato sulla bara e in lacrime l'ha accarezzata a lungo. Il corteo funebre ha quindi lasciato Piazza Duomo da Porto Zeda, diretto al cimitero di Mascalucia, dove riposerà la piccola Elena. Lei per quale motivo è venuto qua stasera? Cioè per ricordare questa purtroppo tragedia di questa piccola. Speriamo che queste tragedie non dovrebbero mai più accadere. Lei è catanese? Sì, catanese. La comunità di Catania è rimasta letteralmente sconvolta. Sì, lo so, anche nei paesi etnei di più, specialmente che sono persone che la conoscevano di vista, bene o male. E purtroppo è una tragedia che ha colpito non solo i paesi etnei, ma ha colpito anche la stessa Catania Centro, Catania, è una tragedia che ha colpito molto. Signora, lei è mamma? Sì, sono mamma. Lei, i suoi bambini, le sue bambine, come ha raccontato sta cosa? È una cosa, non si può neanche spiegare, perché non lo farei mai una cosa di questa. Cioè questa mamma non deve avere pace, perché una mamma che fa una cosa di questa non deve avere pace. E Dio ci deve pensare per queste cose, anche l'Italia ci deve pensare che non deve capitare più una cosa di questa, perché può succedere anche un'altra bambina, anche un'altra mamma farà un'altra cosa, è una cosa, non so neanche spiegarlo, è una cosa brutta. Che è venuta qua oggi? Perché
quiero acompañar a los parientes de la bambina, porque no se merita que una mamá pueda asesinar a su propia figlia. No, questo no. Y lei la deve pagare. Un'assassina. Non c'è parole, una bambina ingenua, Elena, innocente. Non c'è parole. Lei perché è venuta qua stasera? Io già io mi sento male. Cioè, anche io non posso camminare, che sono stata operata. E sono venuta, non lo so se me la fanno guardare. Niente, sono venuta ora. Senti signora, una notizia che ha sconvolto tutti, diciamo la verità. Sì, io ogni giorno che mi vedo la TV, ogni giorno. Mi è dispiaciuto molto per papà, per la mamma del papà, anche della mamma di lei. Grazie signora. Lei perché è venuto qua stasera? Io sto seguendo mia moglie perché il fatto, diciamo, l'omicidio di una bambina che ha carattere intrinseco nell'ambito umano. Siamo state colte, diciamo, da questa situazione e costernati. Signora, lei da mamma, cosa pensa di dire? Ma io sono troppo commossa, non so cosa dire. A Palma di Montechiaro benzina miscelata illegalmente, sequestrato un impianto. Il carburante sottoposto a controllo e successivo sequestro è stato ottenuto miscelando oli di bassi qualità. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'operazione a contrasto delle frodi nel settore petrolifero nella provincia di Catania e anche nell'Agrigentino ed esattamente a Palma di Montechiaro. L'operazione ha consentito il sequestro di oltre 59.000 litri di carburante, di un impianto di distribuzione di carburanti clandestino, 2 autocisterne e la denuncia di 3 soggetti all'autorità giudiziaria sulla base della documentazione acquisita nel corso degli interventi in provincia di Catania presso un impianto di distribuzione stradale carburanti sito in Palma di Montechiaro, al fine di sequestrare il prodotto energetico illecitamente miscelato, scongiurandone la vendita al dettaglio. I sequestri sono stati convalidati dalla competente autorità giudiziaria. Nel dettaglio i controlli svolti dal nucleo della Guardia di Finanza di Catania con il supporto dell'Agenzia delle Dogane hanno riguardato l'intera filiera del trasporto, deposito e commercializzazione dei prodotti petroliferi. Gli interventi hanno anche permesso di individuare nella città di Catania una vasta area destinata a depositi clandestini di carburanti, nel cui complesso sono state sequestrate 2 cisterni, 2 serbatoi metallici con gruppo erogatore e apparato contralitri, evidenziando che in taluni casi il carburante sottoposto a controllo e successivo sequestro è stato ottenuto miscelando oli di bassa qualità, che pertanto una volta messo in commercio nei distributori stradali e destinato al rifornimento avrebbe potuto causare gravi danni alle macchine. Sono stati svolti infine 8 controlli nei confronti di diversi distributori stradali volti ad accertare il rispetto della normativa sulla disciplina dei prezzi che impone a ogni singolo operatore per finalità di tutela del consumatore la comunicazione dei prezzi del carburante al Ministero dello Sviluppo Economico, constatando che in 6 casi non erano state effettuate le previste comunicazioni. L'attività della Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio quadro delle azioni svolte della Guardia di Finanza a Catania, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, a tutela della finanza pubblica, con lo svolgimento di operazioni sul territorio non solo volte al contrasto alle più insidiose forme di frode fiscali che ledono gli interessi finanziari dello Stato, ma anche per verificare il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore. Le fogne di San Leone nell'Agrigentino scaricavano direttamente in mare con un sistema di depurazione del tutto inadeguato. I cosiddetti pennelli a mare, ovvero le condotte sottomarine utilizzate
per trasportare i reflui dalle abitazioni al mare aperto erano disastrati e perdevano da più punti. Ne è convinto il pubblico ministero Giulia Sbocchia, che ha chiesto la condanna di 4 dei 5 imputati. Si tratta di Marco Campione, 60 anni, ex presidente di Girgenti Acque SpA, Giuseppe Giuffrida, 74 anni, di Gravina di Catania, ex amministratore delegato del gestore del servizio idrico integrato nell'Agrigentino, Bernardo Barone, 69 anni, direttore generale del lato idrico di Agrigento, Maurizio Carlino, 61 anni, progettista e direttore dei lavori. Molti reati sono stati prescritti. Per Pietro Amel, 70 anni, dirigente tecnico del lato idrico, il decorso del tempo ha infatti cancellato le accuse contestate. Secondo il magistrato della procura, le condotte cadevano a pezzi, le centraline di sollevamento andavano in tilt e dalla fogna si scaricava a mare con un filtro scarso. L'inchiesta è stata avviata nel 2011 dopo gli innumerevoli esposti di cittadini e associazioni che segnalavano sporcizie e cattivi odori nel mare di San Leone. La procura contesta omissioni e irregolarità nella gestione del servizio. Siculiana Marina, pietre cadute e altre zone del comune di Siculiana rischiano di rimanere senza fornitura idrica, una situazione che sta diventando insostenibile e che rischia di compromettere la stagione estiva già iniziata. A ciò si aggiunge la difficoltà ad intervenire con celerità per la sistemazione di rotture idrico-fognarie in diverse strade del territorio, con gravi disagi per molti cittadini. Lo denuncia in una nota il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha chiesto un incontro al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Un'economia profondamente segnata dalla pandemia prima e dalla guerra poi rischia di crollare a causa della mancanza d'acqua. Sicilia Acque, prosegue il primo cittadino, non intende aumentare la fornitura e di conseguenza soprattutto le zone turistiche rischiano di rimanere all'asciutto. I cittadini e le attività commerciali sono ormai all'esasperazione, in alcuni casi aumentano i rischi igienico-sanitari. Ho chiesto un incontro urgente a Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, da sempre disponibile alla risoluzione dei problemi del territorio, affinché anche in questa occasione intervenga a fianco dei sindaci. La problematica, aggiunge Zambito, non riguarda soltanto il comune di Siculiana, ma tutti i comuni della costa facenti parte di AICA. L'associazione di volontariato Alzheimer di Agrigento, presieduta da Angela Parisi, in collaborazione con il Club Empire e la società Dante Alighieri, ha organizzato un convegno sul tema invecchiare in buona salute, cosa ci insegnano i centenari. Arturo Cantella. Un'interessante conferenza stampa oggi sull'Alzheimer tenuto dalla vostra associazione con il professore Caruso, che fa un ottimo intervento in materia. Sì, oggi finalmente riprendono in presenza le attività dell'Associazione Alzheimer, che è stata assente dalla scena, ma non è stata sicuramente comunque assente per le famiglie. E noi abbiamo continuato anche nel periodo del Covid e della pandemia, pur non avendo incontri in presenza, ad aiutare, a sostenere i bisogni delle famiglie. Questo è molto importante perché anzi proprio con la pandemia si sono accentuate tutta una serie di richieste di aiuto e quindi è stato molto importante riuscire ad essere presenti. Chiaramente il Covid ci ha e continua ancora, infatti abbiamo voluto iniziare con un'iniziativa e non direttamente l'associazione, speriamo di farlo da settembre, con le attività proprio con gli utenti, i laboratori, tutto quello che aiuta effettivamente queste persone affette da Alzheimer e allevia anche il peso sopportato dalle famiglie. L'intervento oggi di un noto professionista in merito? Sì, il professore farà una relazione, una lezione magistrale su come invecchiare. Sono probabilmente concetti che noi tutti conosciamo, ma avere la possibilità di risentire quelli che sono gli stili di vita e le attività da praticare per poter arrivare ad una buona età, ma soprattutto arrivare ad una buona età in buona salute e con diciamo quelle caratteristiche che ci consentono di vivere dignitosamente anche la nostra vecchiaia. Quanto è pesato questo periodo dovuto alla pandemia?
Sì, è stato molto difficile, perché poi queste famiglie diciamo che non avevano i mezzi alternativi di cellulari o computer, o internet, i webinar, le cose, abbiamo potuto farlo solo con alcuni familiari, con una cerchia minima diciamo di persone, proprio perché queste famiglie sono normalmente famiglie dove ci sono persone anziane e tutti non hanno a disposizione figli o nipoti che possono sostenerle e aiutarle. Poi è molto difficile anche poter interagire con un malato di Alzheimer non in presenza, quindi speriamo a settembre di poter riprendere nella nostra sede dell'associazione in Via Dante le nostre attività e speriamo appunto di ricominciare a ricostruire questa bella iniziativa che dura ormai dal 2006 sul nostro territorio e che dà risposte concrete alle famiglie, ai bisogni delle famiglie. Un interessante convegno oggi proposto dall'Associazione Alzheimer sull'invecchiamento. Ecco, lei terrà una relazione, quali saranno diciamo, i capisaldi del suo intervento? Noi abbiamo studiato negli anni passati anche l'Alzheimer, però abbiamo capito che più di studiare le singole malattie dell'invecchiamento è meglio, è più foriero di informazioni, studiare l'invecchiamento e la longevità, in modo da capire, questo si chiama biologia positiva, cioè capire perché i centenari che hanno superato tutte le malattie infettive in era pre-antibiotica, quindi hanno superato diciamo così, tutti i problemi legati alla guerra, alla ricostruzione, ai disagi economici e tutto il resto, sono riusciti a vivere fino a 100 anni e anche oltre, come vedremo, in apparente buona salute. Quindi questo diciamo così, ci andiamo al contrario, capire, si chiama biologia positiva, un esempio per capirci, invece di studiare per esempio i depressi, la biologia positiva studia le persone che hanno attraversato un sacco di disgrazie rimanendo sempre col sorriso sulle labbra, quindi è il fenotipo positivo quello che si studia in questo caso. Che consigli dare alle famiglie? Per quanto riguarda, allora per carità intendo dire che per l'Alzheimer ci sono tanti problemi specifici rispetto alle altre malattie, però i consigli sono troppo tardivi, perché i consigli per prevenire l'Alzheimer sembrano dare ai cinquantenni, perché ai cinquantenni devono controllare la pressione, devono controllare il diabete, devono controllare le malattie infettive, sono tutte situazioni che aiutano lo scatenamento dell'Alzheimer. Poi se c'è la genetica purtroppo sfavorevole, l'alimentazione, cioè mantenere, cioè la vecchiaia sana si crea a 40-50 anni, a 70 anni non dico che sia troppo tardi, ma insomma alcuni danni irreparabili non possono essere più superati. Professore Bellomo, una targa in riconoscimento dei suoi 100 anni che tra qualche giorno arriveranno, oggi in questo interessante convegno fatto dall'Associazione Alzheimer. Ho partecipato con gran piacere e non devo nascondere che alle parole del professore mi sono anche commosso. Per i miei quasi 100 anni al 31 di luglio certamente qualcosa mi tocca quando se ne parla. Ho cercato di essere, non qualcosa, ho cercato di vivere la vita bene, senza il sorvegliarsi, e quindi grazie a chi si è ricordato di me. Un abbraccio al mio pubblico come attore principalmente e come uomo. Convegno dell'ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, sulla tutela del patrimonio culturale. L'introduzione è stata affidata al comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stingo, che ha annunciato tra le altre cose il recupero in Lombardia di preziosi dipinti ex voto di San Calogero. Vediamo. Parliamo di un tema importante, appunto quello della tutela del patrimonio culturale, e ad Agrigento è molto importante. Allora l'idea mi è venuta l'anno scorso, è qualcosa che dirò quando farò l'introduzione, e soprattutto per il fatto che i carabinieri si adoperano continuamente a recuperare opere trafugate, a recuperare e a proteggere anche tutto ciò che è di patrimonio culturale e quindi monumentale e diciamo paesaggistico.
l'idea mi è venuta, adesso abbiamo il sindaco presente e questo mi può anche fare piacere, sta arrivando, e condividere questo tema con tutti gli altri è una cosa che ci dà molto ma molto piacere, soprattutto per il fatto, e devo ringraziare il colonnello Stringo, del fatto che ha concesso che l'ANIOC, l'Associazione Nazionale Insignito Onorificenze Cavalleresche, per la quinta volta, oggi è la quinta volta, è presente in questo Palazzo Vadalà, che è uno storico palazzo nel quale ha sede il Comando Provinciale dei Carabinieri. Noi siamo felicissimi di poter portare questo messaggio soprattutto e ringraziare chi giornalmente si adopera per recuperare e proteggere prima i cittadini e poi anche le opere culturali e paesaggistiche e monumentali. Verranno consegnate anche delle targhe oggi? Sì, daremo delle targhe ricordo e soprattutto approfitteremo a consegnare ai nuovi soci alcuni attestati. Il Comando Provinciale oggi apre le porte per parlare di tutela del patrimonio e i carabinieri sempre in prima fila. Una provincia da tutelare, una provincia ricca di beni archeologici, culturali, ma anche paesaggistici che vanno da Punta Bianca alla Scala dei Turchi. L'arma è l'arma della gente ma anche l'arma del territorio e quindi oltre a proteggere gli individui, proteggere l'ambiente che ci circonda. Questo evento è un'ennesima testimonianza alla gente di questa provincia attraverso anche quella che è la protezione dei beni culturali. I carabinieri importanti per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, Agrigento è stata sempre protagonista in questi tempi. Sì. Noi siamo come reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, il tutela patrimonio culturale, ovviamente abbiamo una competenza regionale con sede a Palermo, ma le indagini vanno su tutte le province siciliane. E devo dire che anche qui, in particolar modo, la provincia agrigentina è stata teatro di parecchi recuperi importanti, non ultimo i beni della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, un recupero effettuato poco fa con la dovuta restituzione appunto alla biblioteca. Siamo sul territorio, riusciamo ad arginare e a sopperire le diverse problematiche che ci sono, tra cui potremmo citare anche gli scavi clandestini nelle varie aree archeologiche che colpiscono un po' tutta la Sicilia e anche la provincia di Enna nei vari siti di interesse. Ci siamo. Devo dire che la tutela attiene all'azione principale che riguarda il mondo dei beni culturali. È l'azione principale perché la tutela consente di avere una regia e di avere un controllo del patrimonio culturale. Noi siamo qui e ci sarà proprio il nucleo tutela patrimonio culturale che parlerà e al quale noi siamo grati per l'immane lavoro che fanno, per i numerosi casi di recupero di opere d'arte, di musei e il contrasto alla distruzione o tentativo di distruzione dei beni culturali, quindi è un'azione meritoria che ovviamente fa parte dell'azione principale del mondo di tutela dei beni culturali. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ad Agrigento, all'Auditorium Rosario Livatino del Consorzio Universitario, un convegno su letterature migranti organizzato dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Agoramundi. Arturo Cantella. Letteratura migranti, oggi un interessante convegno organizzato all'Equa da Agoramundi. Sì, noi ringraziamo la Scuola per Mediatori Linguistici Agoramundi nelle persone del professore Saia e della professoressa Cordaro per aver voluto scegliere la location del Consorzio
universitario per svolgere questo importante convegno, che sarà un momento di confronto. Ci saranno le relazioni di illustri personaggi che si occupano di temi dell'emigrazione. Per noi la Scuola per Mediatori Linguistici è un punto di riferimento importante per quanto riguarda gli studi e le ricerche dei fenomeni migratori. La scuola ha istituito presso il Consorzio un importante corso di laurea con un corpus di docenti di elevato livello che sapientemente è riuscito a mettere insieme il professore Saia. Questa attività, l'odierna attività, rientra nel quadro delle attività del consorzio universitario, ovvero nell'ambito della cosiddetta terza missione che noi stiamo svolgendo, quindi non soltanto i corsi di laurea ma anche attività di formazione e di approfondimento culturale su varie tematiche. Parliamo di questa iniziativa inserita nel progetto Global Learning 3, letteratura e migranti, ecco l'obiettivo e lo scopo. Allora, l'obiettivo principale è quello di promuovere giovani scrittrici emergenti dal background migratorio. La scuola Agora Mundi, l'SSML per mediatori linguistici e culturali, si è sempre impegnata per dare un'informazione diversa rispetto a quella tipica che siamo abituati a sentire anche nei telegiornali, sui social, per quanto riguarda la situazione degli immigrati. Noi ci teniamo, lavoriamo da tanto tempo affinché venga riscritta questa storia, perché la storia degli immigrati non è soltanto la storia vista al negativo di persone che perdono comunque anche la vita durante la traversata del Mediterraneo, di persone che delinquono, ma gli immigrati possono essere un'importantissima risorsa e per diventarlo abbiamo bisogno di figure professionali che sono i mediatori linguistici culturali. Noi come scuola ci lottiamo affinché questi mediatori linguistici culturali abbiano una formazione completa attraverso una laurea triennale e attraverso la realizzazione di convegni che diano questo senso anche di inclusione, che sviluppano queste necessità. Perciò oggi siamo qui, siamo molto orgogliosi di aver organizzato questo convegno, grazie soprattutto al Consorzio Universitario di Agrigento. Abbiamo persone importantissime, ragazze appunto scrittrici emergenti, quali Sabrina Fionai, che ha da poco scritto un libro meraviglioso che si chiama Addio domani, la mia incredibile storia vera, e Natalia Maraffini, vincitrice del concorso Lingua Madre, l'ultima edizione del 2021. Interverranno anche personaggi di spicco perché lottano affinché questa letteratura possa essere conosciuta a livello nazionale e internazionale. L'ideatrice appunto del concorso Lingua Madri, Daniela Finocchi, e l'ideatrice della piattaforma Nuove Radici World, Cristina Giudici, con una giornalista che ha sempre lottato affinché queste storie non vengano omesse, che è appunto Giulia Parini Bruno. Siamo molto felici inoltre che questo importantissimo convegno venga anche visto in diretta streaming attraverso appunto la nostra pagina Facebook, e vi invito anche successivamente a guardare questo convegno che sono sicura vi arricchirà. Oggi partecipa a questa iniziativa portata avanti da Agora Mundi nell'ambito del progetto Global Learning 3, letteratura e migranti. Ecco, quale sarà il suo supporto al convegno? Allora, il mio supporto sarà incentrato sul mostrare all'Italia e alla realtà sociale di oggi che in realtà viviamo già in un mondo multietnico. Io ho origini argentine, sudamericane, ma il mio primo libro l'ho scritto con una consapevolezza da italiana. Così come gli altri magari non si rendono conto delle mie origini straniere, io stesso ho fatto fatica a riconoscermi le mie origini, però mia madre è argentina. Soltanto con la scrittura del racconto La straniera segreta e poi la vittoria del concorso Lingua Madre 2021 ho preso consapevolezza delle mie origini, e quindi l'importanza di essere qui oggi è proprio collegata al mostrare a chi ci circonda che la nostra comunità è già multietnica, anche se magari non si vede. Allora, parliamo di questa iniziativa e della presentazione del tuo libro che farai su letteratura e migranti, questa iniziativa organizzata qui all'Università di Agrigento.
Per me è molto importante poter partecipare a questa iniziativa, non tanto quanto migrante ma in quanto figlia di migrante, e poter presentare finalmente il libro che parla della storia delle migrazioni della madre dalla Nigeria all'Italia e tutto ciò che comporta l'unione tra la mia e la sua storia, tra lei nata in Nigeria e io nata in Italia, in simbolo anche di una nuova generazione. Sì, è un'occasione interessante per chi come me studia da moltissimi anni la letteratura dell'emigrazione italiana, sia quella europea che transoceanica. Ovviamente è un appuntamento interessante per mettere a confronto mondi diversi come sono stati quelli dell'emigrazione italiana e mondi come quelli attuali che l'Italia vive dagli ultimi 30 anni, e cioè della immigrazione. Per me che studio le scritture letterarie è un'occasione di confronto come in realtà ci siano tantissimi punti di contatto tra quelle scritture dell'emigrazione otto-novecentesche e queste scritture nuove di immigrazione. Credo che un confronto, una comparazione fra queste situazioni espressive, letterarie, linguistiche e con tutto il retroterra che esse hanno, questo confronto sia abbastanza utile anche per capire e studiare meglio l'importanza di queste nuove letterature che mettono in discussione alcuni aspetti della società italiana dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, ma mettono in discussione anche quello che si chiama il canone della letteratura italiana, e quindi come queste nuove scritture possono entrare nella circolazione scolastica, universitaria, di lettura della letteratura italiana contemporanea, in cui sicuramente queste nuove scritture di immigrazione stanno avendo una certa incidenza, una certa importanza, e forse lo avranno ancora di più in futuro. Sì, questa è un'ennesima nostra proposta formativa e culturale dedicata a questo territorio, che si sposava benissimo con il progetto che il Consorzio porta avanti ormai da 3 anni su promozione, cultura e anche formazione operativa. Questo è un momento importante perché abbiamo tante testimonianze dirette di alcuni scrittori, di alcuni professionisti che si sono interessati nel tempo di storia e di migrazione, e credo che per il territorio è un momento di accrescimento culturale rispetto a queste tematiche. Connessi per una rigenerazione e coesione sociale sostenibile, fraternità è il tema di un primo meeting francescano del Mediterraneo che si svolge a Favara a partire da domani, venerdì 24 giugno, fino a domenica prossima 26. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Palazzo Arcivescovile di Agrigento. Vediamo. Una 3 giorni intensa a Favara con tanti momenti che vedrà appunto l'Ordine dei Francescani nelle sue varie articolazioni presenti con diverse manifestazioni. Sì, il primo meeting francescano del Mediterraneo a Favara vuole essere uno straordinario appuntamento per poter parlare delle sfide del nostro tempo. Il messaggio è quella della Chiesa italiana, quella di Papa Francesco, connessi, quindi questo sarà il tema della giornata. Parleremo in questi giorni di economia, di politica, di lavoro, di immigrazione, di sfide nel Mediterraneo, perché tutte queste cose concorrono alla dimensione di essere fratelli tutti. Questo è quello che vogliamo lanciare come famiglia francescana, come ordine francescano per la nostra società. Saranno giorni di dibattiti con prestigiosi ospiti del mondo accademico, del mondo ecclesiale, che noi ringraziamo, ma comunque vuole essere un'opportunità per questo territorio, per questo territorio agrigentino, per questa diocesi, per questa Sicilia, che affronta la sfida nel Mediterraneo, nel desiderio appunto di vivere la fraternità. Come mai avete scelto proprio Favara come luogo in cui svolgere questi 3 giorni? Sarà itinerante. Favara nasce perché comunque è legata, Favara rappresenta insieme al territorio agrigentino, è un luogo qui nel territorio agrigentino, nella diocesi rappresenta, c'è la figura, è la porta del Mediterraneo, rappresenta il desiderio appunto di crescere in questa dimensione di fraternità nel cammino che ha fatto in questi anni anche come Chiesa agrigentina, e c'è la figura del Beato Rosario Livatino, che credo che ai laici, a tutti, ma anche noi laici francescani, dice tanto: si può diventare santi facendo il proprio dovere fino in fondo. Per questo questa terra è significativa, piena di speranza, piena anche di difficoltà, ma diventa un'opportunità per noi vivere questo momento in questo territorio. Certamente il fatto dell'immigrazione oramai è un dato di fatto
e non dobbiamo meravigliarci da questo punto di vista, perché sempre di più saremo un mondo dove siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle che vengono dalle varie parti del mondo. Abbiamo avuto l'immigrazione attraverso il mare Mediterraneo, abbiamo adesso quella attraverso le vie europee dopo, con la guerra in Ucraina che abbiamo dentro il nostro territorio europeo. E la possibilità dentro questo meeting di poter dire una parola di speranza, ma soprattutto una parola di accoglienza e di inclusione di tutti i nostri fratelli, senza nessuna distinzione. Ecco, una parola di chiarimento anche per l'Ordine dei Francescani e per la funzione che svolgete nell'ambito della società civile, con rapporto chiaramente al rapporto anche con la Chiesa Cattolica. Beh, come francescani siamo messi al servizio della Chiesa e quello che la Chiesa ci chiede, in obbedienza noi cerchiamo di portarlo avanti, di compierlo. Certamente in tutto questo ci aiuta anche la figura di Francesco, che è stato obbediente, suddito e soggetto alla Santa Madre Chiesa, e tutto quello che la Chiesa ha chiesto, ecco, Francesco l'ha attuato. E questo significa che per noi anche in Sicilia ciò che la Chiesa ci chiede noi vogliamo metterci totalmente a disposizione. Anche la proposta del meeting vuole essere una risposta a quello che la Chiesa ci chiede, a quello che è il desiderio dei nostri pastori delle chiese di Sicilia, per poter rispondere alle tante domande che gli uomini e le donne siciliane. C'è anche un momento di spiritualità. C'è anche un momento di spiritualità dentro questa realtà del meeting, non solo incontri, dibattiti, confronti, ma nella chiesa che c'è a Piazza Cavour, la chiesa del Rosario, ecco, faremo momenti di preghiera così molto liberi, aperti a tutti, ma è una proposta che facciamo anche dentro la realtà culturale. Un evento sicuramente importante e anche particolare, questi 3 giorni che vede i francescani nelle loro varie articolazioni presenti a Favara. Decisamente importante, sia dal punto di vista sociale, economico e naturalmente culturale e religioso, perché avere la presenza di più di 2000 persone nel nostro comune per parlare di solidarietà, di connessione, di amicizia, di inclusione, sono tutti temi che fanno in questo momento di Favara un punto centrale della comunità intera. Dopo Assisi, ecco, la comunità francescana è rappresentata proprio come carta principale per la cultura e per la solidarietà del nostro comune. Favara accoglie come sa fare, ha messo tutto ciò dal punto di vista amministrativo che è possibile per garantire un convegno nel migliore dei modi, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue implicanze, e in questo senso la comunità francescana ha trovato a Favara la sede idonea, giusta, per poter svolgere questo meeting del Mediterraneo che vedrà rappresentanti appunto dei diversi paesi nel nostro territorio. Ecco, una donna come viceministro, diciamo, è un po' strano nell'ambito dell'Ordine dei Francescani. Quale sarà la sua funzione? Qual è la sua funzione anche all'interno di questa iniziativa che vede Favara coinvolti in una 3 giorni sicuramente importante? Beh, non è strano, devo dire, la presenza della donna, la presenza femminile nell'ordine francescano secolare e anche nella Chiesa. Papa Francesco sta dando molto valore anche a questa figura, proprio alla figura della donna, e l'apporto è di complementarità, perché sicuramente alcune visioni da parte della donna hanno quella caratteristica più, come dire, di sensibilità che può apportare novità, ma soprattutto nell'ambito del Consiglio, nell'ambito della fraternità tutta, c'è una piena collaborazione. Quindi in questo evento
l'apporto non solo mio ma anche delle altre sorelle che fanno parte del Consiglio e di tutta la fraternità ha dato quel tocco di colore, quel tocco di gentilezza forse, ecco, che è caratteristico di noi donne, che abbiamo qualcosa da dire al mondo. Lo faremo anche in questa occasione attraverso questo meeting che ci vede protagonisti e che ci vede desiderosi di dire la nostra come uomini e donne del mondo, ma impegnati veramente nella costruzione di una società che possa essere migliore, dove sia possibile vivere e costruire quella speranza che forse oggi sembra impossibile da poter realizzare. Considerando anche il momento particolare, mi riferisco alla guerra dell'Ucraina, dove proprio le donne e i bambini sono quelli che stanno maggiormente pagando le conseguenze, stiamo vedendo questo grosso movimento di profughi verso tutta l'Europa. Sì, sicuramente in questo momento la guerra, ma anche altre discriminazioni e altre situazioni che sono agli occhi di tutti, che tendono a mettere da parte le donne, sicuramente è necessario dire al mondo che ogni essere umano ha diritti, così come ha doveri e deve avere la possibilità di realizzare se stesso. Trasferta romana per Lillo Firetto, ex sindaco di Agrigento e Porto Empedocle, per una tappa al fondo Andrea Camilleri, uno spazio dedicato al maestro per tutelare l'eredità culturale e le opere, dove ha incontrato le figlie Andreina e Mariolina. Dalla capitale Firetto ha voluto lanciare un appello all'amministrazione comunale di Porto Empedocle. La sua città natale gli intitoli, dice, la strada che va dalla capitaneria di Porto sino all'ingresso della Torre Carlo V è un atto doveroso. Spero che il Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco accolgano questo appello, conclude Firetto. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento comunica che per l'anno in corso verranno attivate nuovamente le visite serali e notturne a partire dall'1 luglio e fino al 18 settembre. Ciò nell'ottica di agevolare e incrementare la fruizione del patrimonio monumentale nella Valle dei Templi. A tal fine, da lunedì al venerdì, l'orario di apertura giornaliera sarà dalle 8:30 alle 22, con uscita dell'area archeologica alle ore 23. Nei giorni prefestivi e festivi l'apertura giornaliera avverrà alle ore 8:30 e fino alle 23, con uscita dall'area archeologica alle ore 24. Si comunica anche che domenica 3 luglio, poi domenica 7 agosto, domenica 4 settembre, prime domeniche del mese, il previsto ingresso gratuito è consentito fino alle ore 19, con uscita alle 20. Durante la visita serale e notturna, con inizio alle ore 20 e chiusura biglietteria alle ore 23, l'ingresso sarà dunque a pagamento. Basket, la Fortitudo Agrigento è stata promossa in A. Vediamo. È fatta, la Fortitudo Agrigento soffre ma alla fine festeggia la promozione in A2. Il roster di Michele Catalani ha battuto nella gara di Bella 63-60 il Real Rieti. La squadra di coach Catalani ha avuto il merito di crederci fino in fondo e rimanere lucida ed attaccata al punteggio fino alla fine. Una vittoria ottenuta con l'assenza di una colonna portante di questa squadra, il capitano Albano Chiarastella, assente già da gara 3. Il purgatorio in B1 è durato 2 anni, al suono della sirena pacifica invasione del parquet degli oltre 2000 tifosi che hanno riempito il Palamoncada di Porto Empedocle. Appuntamento dunque a settembre con un nuovo campionato, intanto spazio ai festeggiamenti, che ad Agrigento sono andati avanti tutta la notte. Una vittoria dedicata al presidente Totò Moncada e l'urlo dei tifosi alla fine è stato tutto per lui, scomparso prematuramente, ma che ha lasciato il testimone al figlio Gabriele e a tutta la famiglia appassionatissima di questo sport. Coach, dalla finale di Chiusi a questa finale storica, vinta finalmente 6-3, 6-0 in gara 5, in casa davanti al pubblico del Palamoncada. Qual è la prima emozione che provi? Ma il primo è un pensiero ed è una dedica, quella non ovvia ma la più sentita per Salvatore Moncada, che ci ha lasciato poco più di un mese fa. Questa vittoria per lui è sua, perché è lui che ha voluto che arrivassimo nella miglior condizione possibile, prendendo Ambrosin nel finale di mercato prima dei playoff. È il padre di questo posto, l'ha costruito lui, è una sua creatura. Sapevamo che dovevamo farlo per lui, credo che da lassù
aver visto come abbiamo vinto, aver visto il Palasport così pieno, spero che l'abbia reso fiero, così come eravamo fieri noi di indossare le maglie col nome Moncada, quindi la prima dedica è per lui e questa promozione porta il suo nome. E un'altra piccola dedica ad Ayten Fathallah, che è un ragazzo che ci ha lasciato all'inizio della stagione, che abbiamo onorato, di cui abbiamo la maglia. Spero che insieme ci abbiano guardato da lassù e si siano divertiti in questi playoff. E poi l'ultima dedica al nostro capitano, che si è fermato in gara 2 per un problema che speriamo non sia grave, speriamo che nei prossimi giorni riesca a tranquillizzarlo, i prossimi esami riescano a tranquillizzarlo, che non è potuto essere con noi. Però il carattere di questa squadra, la voglia, l'intensità che ha messo in campo era la sua, perché Albano è un giocatore incredibile che alla sua età si è spremuto per 2 stagioni, ma in questa veramente è riuscito a dare un'impronta ai suoi compagni di squadra nell'atteggiamento, nel carattere, nello stare in campo stasera in panchina con noi, e ci ha dato qualche cosa sicuramente stando lì, sudando lì, stando insieme ai compagni. È una dedica che credo che la squadra anche condivida con me, anche a lui, perché se ci fosse stato lui in campo avremmo vinto 3-0. Siamo arrivati alla finale più bella perché l'abbiamo fatta in mezzo alla nostra gente, al nostro pubblico, è stato incredibile, quindi ringrazio e ripeto, queste 3 dediche per me sono importanti. Ci tengo a fare prima di passare agli altri ringraziamenti, senza voler essere particolarmente lungo, ci tengo a ringraziare il pubblico, perché stasera era un pubblico da Eurolega, era un pubblico incredibile, ci ha sostenuto fino alla fine, il palazzetto era strapieno in ogni ordine di posto. Io parlo poco, cerco di essere abbastanza conciso e cerco di essere il più corretto possibile. Guardo poco i social, sto poco sui social, mi è capitato che mi abbiano detto che il presidente di Rieti nelle sue ultime interviste abbia detto che se ne faceva poco dei complimenti che gli ho fatto io nell'ultima conferenza stampa. Ci tengo a dire che i miei complimenti sono di rito e sono sinceri al suo pubblico, perché è stato un pubblico importante nelle 2 gare che abbiamo giocato da loro. Credo che, come capita sempre in mezzo a tante persone che c'erano a Rieti, ricordo nitidamente che in gara 3 c'erano tanti bambini. Poi è ovvio che su tante persone mi è capitato anche di vedere qualche adulto andare fuori dalle righe, però credo che faccia parte del gioco. Credo che il pubblico di Agrigento stasera abbia dimostrato tutto il suo calore, la sua passione, l'attaccamento a questo club. Penso che non abbiamo bisogno di ricevere lezioni di stile dal signor Pierpaoli, che tra l'altro, se non erro, è proprio quello che dicevo. Credo che questi ragazzi, i più grandi, i veterani che seguono la pallacanestro da tanto tempo qui ad Agrigento, non abbiano bisogno che ci vengano a spiegare come si tifa, come si sta in campo, fuori dal campo, da parte del presidente di Rieti, che tra l'altro, se non erro, durante l'anno si è reso anche protagonista di un episodio abbastanza brutto, che vedeva protagonista un mio collega, quindi dopo una sconfitta, se non erro con Cesena, ecco, mi sembra che siano stati fuori luogo i suoi commenti nel voler spiegare ad Agrigento, al nostro pubblico, come si deve comportare, come si sta qui al Pala Moncada, perché siamo sempre stati estremamente corretti. Lo abbiamo fatto durante tutta la serie, lo abbiamo fatto stasera con il palazzetto strapieno, perché hanno sostenuto i nostri giocatori. Quindi sono fiero, sono orgoglioso della squadra, dei ragazzi e di tutto il pubblico. Niente, questo dovevo alla nostra gente. Coach, al di là degli
Al di là degli avversari, guardando indietro nella storia della Fortitudo, sei il miglior allenatore dell'anno, 21 vittorie consecutive nel record, la promozione al secondo anno con 2 finali, sei di diritto nella storia della Fortitudo Agrigento. Questo quanto ti rende orgoglioso? Bah, no, non c'è una misura, sono estremamente fiero, ci tengo. Si spaccano tutti. No, sono molto fiero e ovviamente il pensiero che ho già dedicato a Salvatore Moncada, al Presidente, a Cristian, che mi hanno scelto ovviamente, rimarrò debitore nei loro confronti per tutta la vita, perché questi 2 anni sono stati incredibili, i numeri li lasciamo stare, però questa promozione mi rende estremamente orgoglioso e essere, anche se in una piccola parte nella storia della Fortitudo Agrigento, è una cosa che mi rende estremamente fiero. Cristian, è una gioia immensa, quanto hai aspettato questo momento e quanto è stato difficile arrivare a questo momento di gioia? Ma io l'ho aspettato dal primo giorno che il press mi aveva detto che si voleva retrocedere, già ragionavo sul fatto quanto ci vorrà a tornare in Serie A. Ci siamo andati vicinissimi l'anno scorso, ci siamo riusciti quest'anno e in sostanza in 4 anni in B che ha fatto questa società, 3 volte abbiamo fatto la promozione, credo che sia una cosa difficilissima da fare, l'abbiamo fatto col sudore tutti i giorni, ci ha dato una spinta incredibile quello che è successo quest'anno, credo anche a tutti i ragazzi, al pubblico, alla gente, sono venuti in massa a sostenerci e questo è quello che avrebbe voluto vedere sicuramente il press e niente, sono veramente contento. E la tua dedica più grande? La tua dedica? E questo è il futuro, eccolo qua. Qual è la tua dedica personale, Cristian? La mia dedica è solo per il press. Credo che ha fatto tantissimo per la città, per Agrigento, per me, per tutti quelli che sono qui e se la merita tutta. Jack, una stagione difficilissima, lunga, fatta di tantissime vittorie. Quanta paura avete avuto di non farcela o quanto eravate convinti di vincere questa partita? No, io è il primo anno che sono qua e da quando sono arrivato si respirava nell'aria la volontà e la voglia di vincere. Lavorando giorno dopo giorno, sono arrivato qua il 17 di agosto e la prima cosa che mi hanno detto è che noi dovevamo provare a vincere, non avevamo la volontà ma ci dovevamo provare e io non ho mai visto lavorare così tanto e così per vincere in un anno. È logico che in un anno dove vinci 21 vittorie consecutive, 27 in una stagione, ci sta avere paura dopo la prima sconfitta, ma mi sembra che sia stata una squadra che non ha avuto paura durante i playoff, nonostante sia arrivata una sconfitta, 2 sconfitte, abbiamo sempre dimostrato che pur perdendo uscivamo a testa alta.
Lollo, sei stato richiamato ad Agrigento, sei tornato per vincere e la vittoria è arrivata. Quanto sei felice, quanto sei soddisfatto? Non potete immaginare quanto. È l'unica cosa che volevo con tutto me stesso. Ci siamo riusciti, non potete immaginare quanto. Durante queste partite sono state difficilissime anche per l'assenza di Albano, quindi molte cose sono state, diciamo, affidate a te. Hai sentito il peso della pressione? Posso dirti, non è che sono state affidate a me. La squadra si è unita, si è compattata ancora di più e siamo riusciti a portare il risultato a casa. Venire ad Agrigento e rischiare poi di non vincere era una responsabilità grossa, ma non è il tuo caso questa volta. Siamo riusciti, non conta altro. Presidente, al secondo anno di presidenza, 2 finali di fila e finalmente è arrivata questa promozione. Quanta emozione c'è dietro questa serata? Siamo felicissimi, soprattutto è arrivato anche Andrea Moncada. Perché dopo l'anno scorso abbiamo dimostrato ancora una volta di essere competitivi con un budget nettamente più basso rispetto a quelle delle altre società. Ormai il contesto Fortitudo Agrigento, Palamon-Cada, Cristian Magher ci consente comunque di divertirci, però adesso abbiamo bisogno comunque del pubblico agrigentino che oggi era qua e ha gioito con noi a vederci felici, a vederci vincere. Più che altro non è a vederci vincere, abbiamo vinto tutti insieme. Secondo me questa vittoria è dovuta al 50% ai giocatori e al 50% al pubblico. È stata una delle serate, si può dire, più belle della storia della Fortitudo Agrigento, che si ricorderanno probabilmente per sempre. Papà sarebbe stato orgoglioso di voi, questo dico a nome mio, a nome di tutta la Fortitudo Agrigento. Sì, diciamo che gli ultimi giorni con papà abbiamo seguito insieme la trattativa insieme a Christian con Lollo Ambrosin. Mio padre è colui che ha dato lo sprint finale per chiudere questa trattativa, le sue frasi erano quelle: torniamo in A2 e basta questi campionati minori. Diciamo che rispetto a 2 anni fa, 3 anni fa, quando ci siamo retrocessi, ok, tutta la felicità di questo contesto, però ripeto ancora una volta, abbiamo bisogno di tutto il contesto agrigentino, delle imprese agrigentine che si avvicinano a questa squadra, perché è un giocattolo realmente bello, e per renderlo più bello abbiamo bisogno di tutti voi. La dedica più grande della famiglia Moncada. A mamma. Che è qui. Beh, applauso. Qual è il futuro della Fortitudo Agrigento? Adesso arriva la Serie A. Sì, sicuramente la prossima settimana inizieremo a pensare subito all'iscrizione della 2 e poi vedremo in base al budget e alle aziende che si uniscono a noi che tipologia di squadra fare, però di sicuro garantiremo la Serie A2. Una domanda la devo fare, signora Patrizia. Vedere i suoi figli trionfare al Palamon-Cada in una delle serate più belle della storia della Fortitudo Agrigento, quanto la rende orgogliosa? Ma sicuramente tantissimo, sono emozionata per la vittoria, perché ho visto i ragazzi essere contenti e felici. So che questa vittoria è dedicata sicuramente a papà, che ha costruito tutto ciò, che ha reso possibile questo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!